e degrado a Cannareggio dopo la protesta dei lenzuoli e la raccolta firme. Venerdì si terrà una manifestazione dei residenti lungo le strade più colpite dal problema. Ci sono anche 30 stanze di uno studentato universitario tra le affittanze turistiche abusive scoperte a Venezia da Guardia di Finanza e Polizia Locale, controlli e multe anche sull'imposta di soggiorno. Un tedesco di 30 anni e il figlio di 1 anno sono finiti al pronto soccorso dopo una lieve esplosione di un piano cottura nell'appartamento in cui trascorrono le ferie a Bibione. Entrambi non sono gravi. Un atto vandalico che indigna un'intera comunità. A Saonara vandalizzata la panchina rossa dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin e alle altre donne uccise. Una 71enne di Cavallino Treporti è stata denunciata per aver rubato la borsa di una delle vittime di un incidente stradale nella frazione di Cavio in cui avevano perso la vita 2 turisti tedeschi. Un guasto al motore tra le ipotesi al vaglio per lo schianto dell'ultraleggero in cui ha perso la vita l'imprenditore Nicola Baso. Si attendono gli esiti delle analisi dei tecnici specializzati. Emozionata e felice, il cinema che più amo è quello che affronta i temi sociali. Ai nostri microfoni Sveva Albiti, madrina di Venezia 81, che domani aprirà la mostra del Lido. Dall'attrice modella anche un appello per la pace. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali, e dunque parliamo in apertura di allarme, spaccio e degrado a Cannareggio, che continua a tenere in apprensione un intero sestiere. Dopo la protesta dei lenzuoli e la raccolta firme, venerdì si terrà una manifestazione dei residenti lungo le strade più colpite da questo problema. Vediamo. Una camminata che vuole segnalare ai cittadini che vorranno parteciparvi tutte le situazioni di vero degrado che hanno portato a questa esasperazione da parte dei cittadini. Una passeggiata di sestiere per dire no allo spaccio e sì ai servizi. I residenti di Cannareggio scendono in piazza contro degrado e criminalità, non solo come si potrebbe pensare in luoghi classici della movida veneziana come le fondamenta degli Ormesini e della Misericordia, un lenzuolo con una scritta contro lo spaccio disteso su una panchina lungo il canale e una lunga inquietante fila di macchie di sangue lasciate stanotte sui masegni di Calle Longa dei penitenti testimoniano come anche Baia del Re non sia un luogo così tranquillo come può apparire. Abbiamo pensato che la miglior risposta all'emergenza evocata negli ultimi tempi di cittadini che erano effettivamente stufi di subire prevaricazioni, di vedere i loro quartieri occupati anche dal degrado e dallo spaccio, fosse quella di riappropriarsi delle proprie strade scendendo in piazza. Oltre alle lenzuola antispaccio, in queste settimane a Cannareggio è iniziata anche una raccolta firme per chiedere più sicurezza. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. La passeggiata del 29 sarà comunque seguita il 5 settembre da un'assemblea pubblica in Sala San Leonardo. Nicola Ussardi dell'Assemblea Sociale della Casa e di Cannareggio il sestiere lo conosce bene. In questa città, nel centro storico, dove contiamo all'incirca tra le 1.500 e le 2.000 case pubbliche vuote, vediamo l'entrata di questi momenti di degrado e di disagio esattamente nei posti in cui queste case sono vuote. Per certi versi Baia del Re restituisce oggi un'immagine amplificata all'ennesima potenza della Venezia del 2024. Di giorno file di turisti che camminano tra edifici, spesso con appartamenti vuoti, per raggiungere uno dei tanti lancioni Gran Turismo che solcano questo tratto di laguna. Poi la sera le cose cambiano. Il percorso partirà da Calle Priuli dei Cavalletti per addentrarsi dentro l'area Saffa, dove ci sono stati anche lì segnalati dei furti a delle associazioni sportive, e toccherà l'area di San Giobbe, dove c'è stata una sparatoria lo scorso inverno, passerà attraverso questo quartiere dove siamo qui adesso, la Baia del Re, e si concluderà, dopo aver passato la fondamenta degli Ormesini, al circolo a Carapace. Ultima pagina, ci sono anche 30 stanze di uno studentato universitario tra le affittanze turistiche abusive scoperte a Venezia da Finanza e Polizia Locale. C'è anche uno studentato universitario di oltre 400 camere che però ne affittava abusivamente almeno 30 ai turisti tra le attività non in regola scoperte nell'ultimo giro di controlli congiunti di Guardia di Finanza e Polizia Locale di Venezia. Benché irregolari e teoricamente destinate a studenti universitari fuori sede, le camere venivano peraltro pubblicizzate servendosi delle principali piattaforme digitali di prenotazione. Complessivamente sono state ispezionate 50 attività, prima analizzando soprattutto
sui portali online di prenotazione ricettiva, poi con controlli sul posto anche in abiti civili, dove viene ispezionata la struttura, raccogliendo in alcuni casi le dichiarazioni dei turisti. Negli ultimi giorni sono state 6 le strutture completamente abusive scoperte. Per ciascuna il titolare, improvvisandosi gestore di attività ricettiva, pubblicizzava il proprio alloggio sul web mettendo a disposizione del turista vari servizi come colazione, deposito bagagli, pulizia dei locali, wifi, eccetera. Le sanzioni amministrative superano i 12.000 euro. Nell'ultimo periodo sono stati scoperti anche più di 45 gestori di strutture ricettive non in regola con il pagamento dell'imposta di soggiorno e con le comunicazioni trimestrali dei pernottamenti. Qui le sanzioni amministrative superano i 14.000 euro. Un cittadino tedesco di 30 anni e il figlio di appena 1 anno sono stati medicati al pronto soccorso dopo una lieve esplosione che si è verificata nell'appartamento in cui stanno trascorrendo le ferie a Bibione. Padre e figlio sono già stati dimessi. La piccola esplosione si è verificata per una bolla di gas che si sarebbe formata sotto il piano cottura non appena l'uomo ha acceso il fornello. Sul posto naturalmente anche i vigili del fuoco di Portogruaro. E ora un atto vandalico che indigna un'intera comunità. È successo a Saonara, dove è stata vandalizzata la panchina rossa dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin e delle altre donne uccise dalla violenza di genere. C'è un limite a tutto e per quanto vogliano essere ribelli o fare gesti estremi, questo mi sembra veramente troppo, ecco. Di tutte le panchine che sostano in questo angolo di ciclabile a Saonara, in provincia di Padova, quella presa di mira dai vandali, per ora ignoti, è quella rossa dedicata alle vittime di violenza di genere e in particolar modo a Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente dall'ex fidanzato Filippo Turetta e che proprio nel cimitero del comune alle porte di Padova riposa accanto alla madre. Le panchine erano state anche recentemente ristrutturate dai ragazzi di Ci sto a fare fatica, l'iniziativa sposata dal comune che permette ad adolescenti di mettersi al servizio della comunità. Un atto vandalico appunto a cui il comune, guidato dalla sindaca Michela Lazzaro, vuole rispondere. Gli agenti di polizia locale stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza e sarebbero vicini ad identificare i vandali che hanno staccato dal pavimento la panchina nella notte tra il 24 e 25 agosto. Non solo questo, perché sempre gli stessi teppisti, probabilmente giovanissimi, annoiati dalle troppe vacanze estive, hanno sradicato un'altra panchina, sempre lungo la pista ciclabile che costeggia via Valmarana. Sono stati deturpati anche con lo spray dei giochi per i bambini. I vandali ce ne sono ancora di più, quindi penso che sono tutti gesti che vanno oltre alla sensibilità, insomma, quindi sono persone che secondo me non sanno neanche cosa stanno facendo, quindi è una cosa molto brutta, sì. Di responsabilità parla la sindaca Lazzaro. Quello delle baby gang e della violenza giovanile è un fenomeno che cercheremo di trattare in maniera ancora più incisiva nei prossimi mesi con la collaborazione del mondo della scuola. È naturale, dice, che la parte più importante in un'ottica di crescita dei giovani spetta però alle singole famiglie. E una donna di 71 anni di Cavallino Treporti è stata denunciata per aver rubato una borsa appartenente a una delle vittime dell'incidente che è avvenuto, lo ricorderete, venerdì scorso nella frazione di Cavio, dove avevano perso la vita 2 coniugi tedeschi di 71 e 66 anni travolti da un'automobile mentre erano in sella al loro scooter. I 2 mezzi erano finiti nel fossato a lato della carreggiata. Le operazioni di identificazione erano state rallentate dalla mancanza dei documenti della coppia contenuti proprio nella borsa della donna, che era stata appoggiata su una delle auto della polizia locale e poi era sparita. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è stata notata la signora giunta in bicicletta nel luogo dell'incidente fermarsi e abbassarsi per prendere la borsa. Identificata e interrogata ha ammesso di aver preso appunto la borsa, di aver gettato in acqua i documenti della coppia e aver tenuto uno smartphone dei coniugi che è stato restituito ai figli. Verrà denunciata per furto e appropriazione indebita.
Ora il caso dell'ultraleggero precipitato a Campolongo, potrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del pilota che ha perso la vita. Intanto sono al vaglio varie ipotesi, tra cui quella di un guasto al motore. Tra le ipotesi al vaglio sullo schianto dell'ultraleggero in cui ha perso la vita l'imprenditore padovano 60enne Nicola Baso, c'è anche quella di un guasto al motore. Solo le analisi dei tecnici specializzati però potranno stabilire con certezza cosa sia accaduto. Per ora le uniche decisioni prese sono il sequestro del velivolo e la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria del corpo del pilota. Si pensa anche a un'autopsia per verificare se possa aver avuto un malore, anche se la donna che era a bordo con lui e che è riuscita a chiamare i soccorsi nonostante le ferite, ha detto che poco prima di precipitare Baso aveva imprecato ad alta voce, segno che qualcosa non andava. Non appena la donna, ancora ricoverata, sarà in grado di parlare, verrà interrogata, così probabilmente si capirà cosa possa essere successo a bordo dell'ultraleggero che domenica si è schiantato sul campo di soia a pochi metri dalla scuola di volo Pegaso. Parliamo di scuola adesso perché è stata una giornata intensa all'ufficio scolastico regionale di Mestre. 149 direttori dei servizi generali e amministrativi sono stati assunti stabilmente. Penso che sia una giornata particolare e soprattutto importante per tante persone che durante la loro carriera scolastica hanno svolto il ruolo di assistente amministrativo e facente funzione in quello di SGA e finalmente vedono coronarsi un sogno, quello della stabilizzazione nella loro funzione definitiva. Eccoli in attesa della chiamata davanti all'ufficio scolastico regionale di Mestre alcuni dei quasi 150 nuovi direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole venete, i cosiddetti di SGA. Altri all'interno dell'edificio stanno già firmando i documenti d'assunzione. Nel suo ufficio il direttore generale Marco Bussetti esprime soddisfazione assieme ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, ANI e FESNALS. Per la scuola in Veneto è importantissimo perché noi abbiamo posti vacanti da funzionari ex di SGA, quindi i direttori amministrativi della scuola, abbiamo circa 260 posti vacanti e stamattina possiamo nominare 143 nuovi direttori amministrativi che finalmente troveranno la stabilizzazione. Queste persone sono quelle che collaborano direttamente con i dirigenti scolastici e garantiscono tutta quella parte amministrativa che a volte viene spesso trascurata, no? Si tende sempre più a guardare il rapporto discente-docente, ma che invece attraverso il loro lavoro garantisce l'avvio corretto dell'anno scolastico. Da un lato c'è quindi la soddisfazione personale e professionale di uomini e donne che vedono stabilizzata la propria situazione lavorativa, dall'altro un robusto rafforzamento dei servizi negli istituti scolastici della regione. È definita una giornata per certi versi storica. Sì, direi storica anche perché sembra che il Veneto sia la prima regione a farlo in Italia. Penso che tutte le altre regioni italiane seguiranno il nostro percorso, ma in questo momento sono anche abbastanza orgoglioso per tutto il lavoro che l'ufficio è riuscito a realizzare e voglio ringraziare le organizzazioni sindacali e tutti i miei collaboratori per essere arrivati a questo successo. Apriamo la pagina dedicata alla mostra del cinema con la nostra intervista alla madrina del festival che domani sera al Lido aprirà la Kermesse cinematografica. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha già una nuova stella, è la madrina Sveva Arviti, che domani aprirà l'81esima edizione della Kermesse cinematografica. In pochi secondi il suo modo di fare ha già conquistato tutto il Lido. Molto bello, molto in qualche modo familiare, è una grande famiglia quella della Biennale e questo si sente, quindi sono molto contenta di essere qui e di iniziare questo viaggio insieme a tutti voi. Alberto Barberi, il direttore, ha speso molte belle parole per te. E tu cosa hai provato quando ti è stato proposto di essere la madrina della mostra? Sono rimasta all'inizio, non ci credevo e poi in realtà avevamo parlato tanto negli anni scorsi e in qualche modo lui aveva capito quanto io amassi il cinema e quanto era proprio una passione in comune. C'è un'attrice che ti ha ispirato magari non so da bambina o anche adesso? Monica Vitti.
La unica e la sola Monica Vitti, una delle attrici più eclettiche che noi abbiamo avuto, che riusciva veramente a trasformarsi dal comico ai film più come quelli di Antonioni, quindi più sociali, quindi più sull'incomunicabilità, quindi una donna e un artista incredibile. Questa mostra arriva in un momento storico, sociale non facile per il nostro paese, per il mondo. Penso per esempio alle tante guerre che ci sono e tanti problemi. Qual è il tuo messaggio anche di pace o per un mondo migliore? Io sono veramente affranta da questo momento storico, sono veramente affranta da queste guerre, quasi non ne posso più veramente. Vorrei che ci fosse un modo per avere la pace, ma la pace che non solo che queste guerre finiscano, ma la pace tra i popoli, la pace tra uomo e donna, la pace tra tutti, perché in realtà il parlare, il comunicare è il modo migliore per far sì che tutto questo finisca. E poi un pensiero per voi. Ciao Antenna 3, ci vediamo presto, tra poco inizierà il festival, siamo tutti qui e seguiteci. E dunque a poche ore dall'inaugurazione il direttore Barbera ci presenta il programma della Kermesse. Una mostra dalle aspettative altissime, ma il direttore Alberto Barbera non ha paura delle grandi sfide e a poche ore dall'apertura dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ci rappresenta così. È un festival ricchissimo, ancora più ricco del solito grazie alla presenza di un numero incredibile di star che vengono da tutto il mondo, soprattutto dall'America e non solo. Come forse non era mai successo negli ultimi 20 anni, no? Quindi avremo tutti i giorni un tappeto rosso, più tappeti rossi affollatissimi per la gioia di tanti ragazzi che si mettono in coda sin dal mattino per cercare di strappare qualche autografo, ma anche una mostra ricchissima di proposte. Presentato da tutti come un grandissimo programma, molto ricco, quindi l'aspettativa è altissima. Quest'anno è più la responsabilità per un direttore partire da così alto? Ma certo. Quando partire a fari spenti No, allora le aspettative, come dire, naturalmente servono a creare interesse, attenzione nei confronti della mostra e a far venire più gente, no? Abbiamo ricevuto richieste di poter acquistare abbonamenti molto più alta del solito, e quindi sappiamo che ci sarà più pubblico. Ancora una volta andiamo verso un incremento degli spettatori e degli accreditati che frequenteranno la mostra. Dall'altra, certo, le grandi aspettative poi sono un rischio. È un grande piacere naturalmente dialogare con voi. Mi auguro che molti di voi avranno voglia di venire alla mostra e che soprattutto possano trovare occasione di divertirsi o di riflettere sui temi che la mostra propone. Ma lei che i film li ha visti, non ce lo dirà mai, ma nel suo cuore ha il suo leone d'oro? O più di un leone d'oro? Beh, più di uno, non ho ancora deciso qual è il mio vero leone d'oro. E mancano pochi giorni anche alla regata storica che quest'anno porta con sé grandi novità. La regata storica è un momento molto importante per la città, per quella che è la storia che continua di una grande città come quella di Venezia. C'è grande attesa per uno dei momenti più coinvolgenti all'insegna della tradizione veneziana, la regata storica che si svolgerà il 1° settembre. La regata storica è praticamente la grande aggregazione popolare che ci vede aggregarci addirittura in acqua, no? Quindi un luogo distante, tra virgolette, va bene, ma comunque è quasi personale, privato l'acqua ancora, va bene, ci identifica ma anche ci concede, va bene, questo riconoscimento lungo le rive del Canal Grande. Col corteo storico che rievoca l'accoglienza a Caterina Cornaro, sposa del re di Cipro che ha rinunciato al trono per Venezia, e poi la vera e propria gara sportiva. Quest'anno ci sarà una grande novità. Abbiamo anche quest'anno l'onore e comunque anche l'orgoglio di aver inserito quello che era un tassello mancante, anche se nel 2019 avevo già cercato di imporlo, va bene, con poco esito. Adesso l'abbiamo forzato facendo una stagione intera e dedicando quindi anche una categoria alle giovanissime, cioè l'età che va dai 14 ai 18 anni, che era praticamente prima inesistente, quindi c'era questo vuoto che non permetteva il collegamento nella continuità. Quest'anno quindi prima volta della regata delle giovanissime. Un tassello che segna la continuità della tradizione attraverso la presenza dei giovani.
I giovani erano quelli che difficilmente si riusciva ad avvicinare a questo mondo, sembrava legato agli anziani della venezianità. In realtà oggi pensate che i concorrenti, quindi quelli che proprio dedicano la vita a livello agonistico a questo mondo, hanno un'età media dei 32 anni. I gufi continuano a dire che sta morendo tutto, ma i fatti ci dimostrano invece che i giovani sono dalla nostra parte. Orgogliosamente domenica nella regata storica rappresenteranno Venezia, ma anche la continuità veneziana. Giovedì in campo della salute ci sarà la presentazione degli equipaggi e la benedizione dei gondolini. In chiusura una notizia di sport, perché Umana Reyer e Gemini Basket Mestre hanno raggiunto un accordo per l'utilizzo del Palasport Taliercio da parte della società biancorossa per la stagione 2024-2025. La concessione, come già accaduto in precedenza, è a titolo totalmente gratuito, con la Gemini che verserà una somma per le spese dei servizi necessari allo svolgimento delle partite. Era l'ultima notizia per questa sera, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso. Arrivederci.